Il sindaco Armelao si è espresso sull'apertura del corso di scienze infermieristiche curato dall'Università di Padova che si terrà a Chioggia, aperto a una cinquantina di iscrizioni. I ringraziamenti da parte del sindaco sono stati per la Regione Veneto, rappresentata dall'assessore Lanzarin, per il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Edgardo Contato, per l'Università di Padova, oltre che per il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Blasio, che ha messo a disposizione per la tenuta dei corsi alcune aule della sede ASPO in Val d'Ario. Gli studenti del corso faranno il conseguente tirocinio presso il nostro ospedale o dove l'università deciderà. Le iscrizioni per il corso universitario partiranno a breve e i giovani iscritti provenienti dalle aree a noi limitrofe oltre che da Chioggia saranno indirizzati nella nuova sede ora in preparazione. Si tratta di un'importante offerta formativa a livello universitario, ha aggiunto il sindaco, che si va ad aggiungere al corso di biologia marina, sempre dell'Università di Padova. In questo contesto si inserisce l'idea dell'amministrazione comunale di acquisire il convento di Santa Caterina al fine di creare una succursale universitaria. Il settore sanitario ha necessità di personale medico infermieristico e per le città che avranno il riconoscimento di comunità marina una delle richieste è il potenziamento del personale sanitario. Afferma il sindaco che più di un mestiere si tratta di una missione e chi intende intraprenderlo lo deve fare sotto quest'ottica, con lo spirito che deve contraddistinguere le professioni a contatto con chi sta soffrendo. Un plauso anche da parte del consigliere regionale Dolfin per questo successo nato da un lavoro di squadra che ha coinvolto appunto la Regione Veneto, l'ULSS 3 Serenissima, la Scuola di Medicina UniPD, l'Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Chioggia. Una nuova scuola per infermieri a Chioggia, afferma, significa agevolare molti giovani che intendono intraprendere questa professione. Un ulteriore tentativo di incentivare questo percorso professionale di cui c'è grande richiesta. Dolfin aggiunge i suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi di questo percorso, aggiungendo che l'autorità portuale si sta dimostrando sempre più strategica nel territorio clodiense. Le 1001 notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni Le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia.